Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento di Diretta Medica. In questi ultimi mesi di pandemia, uno degli argomenti più affrontati è stato quello riguardante i vaccini anti-Covid. Ci siamo posti tante domande, tra le quali: ci possiamo fidare di questi vaccini che sono stati creati così rapidamente? Oppure ancora, le varianti del virus ci devono preoccupare rispetto all'andamento dell'epidemia e all'efficacia dei vaccini? Oggi possiamo e vogliamo porre proprio queste domande al dottor Giovanni Mazzola, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale DEA di secondo livello Sant'Elia di Caltanissetta. Dottore Mazzola, innanzitutto grazie per essere qui e a lei la parola. Grazie per l'invito. L'argomento è un argomento molto interessante e attualissimo e riguarda appunto la sicurezza e l'efficacia dei vaccini attualmente disponibili in commercio. Noi sappiamo che abbiamo due vaccini a mRNA che sono i vaccini della Pfizer e di Moderna. Si tratta di due vaccini di nuovissima concezione che sostanzialmente consentono, attraverso la codifica della proteina spike, di richiamare gli anticorpi neutralizzanti che di fatto inattiveranno il virus nel momento in cui questo dovesse entrare in contatto con il nostro organismo. Evidentemente si tratta di vaccini nuovi, per cui c'è stata preoccupazione in generale per la possibilità che fossero dei vaccini non sicuri. In realtà si tratta di vaccini molto sicuri, perché questo mRNA che viene codificato, che codifica esclusivamente la proteina spike, viene inserito all'interno di una particella lipidica, la quale si fonde con la cellula, entra all'interno del citoplasma della cellula, ma non entra nel nucleo cellulare, per cui non si può integrare nel nucleo, nel genoma umano. Sostanzialmente attraverso il ribosoma produce delle proteine, che sono le proteine spike tipiche del coronavirus, le quali richiamano appunto gli anticorpi neutralizzanti che appunto servono per proteggerci dalle infezioni. Chiaramente i due vaccini di Pfizer e Moderna sono due vaccini assolutamente simili tra di loro, però la differenza sta nel fatto che il vaccino della Pfizer deve mantenere la catena dell'ultrafreddo, per cui devono essere conservati a meno 70 gradi e quindi è più difficile lo stoccaggio e la diffusione di questo vaccino in maniera capillare nel territorio. Attualmente viene riservato all'interno degli ospedali soprattutto per vaccinare gli operatori sanitari, ma anche verrà utilizzato per vaccinare gli anziani ultraottantenni all'interno dell'RSA. Il vaccino Moderna invece è un vaccino che può essere conservato a meno 20 gradi, è più semplice quindi sia lo stoccaggio che la diffusione. Ovviamente abbiamo in questo momento molto più quantità di Pfizer che Moderna, proprio perché è stato approvato per prima. Poi c'è ancora il vaccino di AstraZeneca. Il vaccino AstraZeneca è stato approvato a fine di gennaio ed è un vaccino un po' diverso, perché utilizza un adenovirus come veicolo per determinare successivamente il richiamo degli anticorpi neutralizzanti. Anche questo vaccino è un vaccino efficace, sebbene meno efficace dei vaccini di Pfizer e Moderna in questo momento, e probabilmente ci vorranno ulteriori sperimentazioni per poterlo rendere ancora più efficace. Però è un vaccino importante, perché è un vaccino che può essere conservato a temperatura di frigorifero normale e quindi può essere distribuito in maniera capillare in tutto il territorio e può essere somministrato addirittura dai medici di medicina generale o anche dalle farmacie teoricamente, così come avviene in alcuni paesi europei. Un altro argomento che ha suscitato notevoli preoccupazioni tra i ricercatori è la notizia dell'emergenza di alcune varianti del virus. Sostanzialmente si tratta di variazioni nella sequenza genomica virale che determinano una capacità del virus di essere più aggressivo, soprattutto per esempio la variante inglese, che sembrerebbe essere più contagiosa del 70% rispetto alla forma classica di coronavirus. Tuttavia ci sono anche altre varianti, come per esempio quella sudafricana, ma anche quella brasiliana,
che suscitano preoccupazioni perché non è certo che i vaccini possano agire in maniera del tutto efficace, così come nella forma classica del coronavirus. Tuttavia, anche i vaccini possono essere modificati per determinare una maggiore efficacia sulle varianti, così come avviene per esempio per i virus influenzali. I vaccini sostanzialmente vengono modificati annualmente rispetto alle mutazioni dei ceppi virali, in maniera tale da renderli efficaci per ogni stagione. Quindi verosimilmente anche per il coronavirus, se dovessero emergere delle varianti particolarmente aggressive o che sfuggono, diciamo, alla capacità del vaccino di neutralizzarle, e allora anche qui noi siamo in grado di modificare il vaccino nella direzione appunto di neutralizzare la variante. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Ringraziamo il dottore Mazzola per il suo contributo, grazie a voi per l'attenzione e vi aspettiamo al prossimo appuntamento.